hai finito il corso in In tempi record. in pochi giorni, esatto, sì, ero veramente curiosissimo di vederlo tutto, perché mi piace avere una visione globale a 360 gradi di questo prodotto che appunto volevo visionare nel miglior modo possibile, e quindi ci ho dato veramente dentro. Cosa ne Sì. pensi? Penso che sia un corso veramente molto, molto, molto valido, e lo dico da principiante che sta appunto imparando il gioco. Ehm, è veramente molto ben strutturato, ho apprezzato moltissimo proprio anche come è strutturato, perché l'inizio già dal capitolo introduttivo, si capisce subito che non è solo un'introduzione, ma già da subito escono dei concetti molto importanti, che insomma fin da subito è interessantissimo, proprio ti coinvolge molto proprio come corso, è molto interessante, sì. Sì, Simone c'ha questo E modo di spiegare, poi insieme abbiamo, fatto il programma del corso, sì, cercando insomma di essere sempre con una certa progressività, di non lasciare nulla per scontato. E certo. come abbiamo fatto col corso di strategia mastery, questo che è tattica mastery, l'idea è quello di un po' racchiudere tutto ciò che serve sul calcolo e di lì sulla strategia tutto ciò che c'è sulla strategia, perché ci sono 40.000 libri, 40.000 robe sulla strategia, sulla tattica, ma cercare un pochettino di fare il riassunto è stata Sì. una bella impresa, ma credo sia venuto fuori. Assolutamente, infatti anche il capitolo, tornando a quello che dicevi sul discorso della psicologia, del calcolo, il metodo presentato per il calcolo è fantastico perché ti dà un'idea, concreta. Proprio tu hai un metodo, definito, per calcolare al meglio all'interno delle tue partite. Sì, Come capire se c'è una tattica, se può esserci una tattica soprattutto perché uno quando la vede, okay. Il problema spesso è appunto riuscire a vederla la tattica, sì. e quindi utilizzare gli indicatori che vengono dati, i segnali che puoi trovare all'interno della partita, questo fa veramente molto la differenza. La cosa che m'ha sorpreso positivamente è che, uno pensa, corso di tattica, si vedranno le scacchiere con, tutti i pezzi impostati, il cavallo va qui, quello va lì, infilato, non infilato. Invece no, invece ci sono pochissime scacchiere, quelle che ci sono vengono utilizzate come esempi, come, partite commentate per supportare appunto l'idea del corso. Questa cosa l'ho apprezzata veramente tanto perché Mi sono non è ben un valida. semplice corso, dici: tattica, fai l'infilata, fai questo, fai proprio è l'approccio alla tattica. Questo secondo me fa molto la differenza ed è una cosa che non ho mai trovato in nessun altro o libro o comunque, video online anche. No, no, è vero, è vero. Purtroppo no, è vero, questo è verissimo. Anche un sacco di libri sulla tattica, per esempio, c'è questo che è molto bello, cioè molto bello. Questo qui, mattone Enciclopedia Ammazzo, essenziale delle idee tattiche, mattone infinito, non c'è e male. son solo posizioni, trova la tattica. Son tutte Esatto, posizioni, trova la tattica. esatto. Ma non pensare che dopo che hai finito queste 500 pagine sì, per carità, qualche idea ce l'hai in più, ma un conto è sempre trovare la tattica nelle posizioni date o nei problemi di scacchi dove sai che c'è la Che tattica, c'è la tattica, sì. un conto è trovarle in partita. Infatti, ti ripeto, questo corso che sono 10 ore mi pare circa, Sì, quindi 9 o 10 capitoli, se ricordo bene, le scacchiere le vedi solo proprio come esempi, partite commentate per, spiegare appunto i concetti, perché alla fine di ogni capitolo viene riassunto un po' quello che è stato, spiegato, in pratica. Cioè quindi vedi proprio una scacchiera con le idee, sì, sì, sì. il perché di una e dell'altra. L'altra cosa molto, molto interessante, ehm, l'aspetto psicologico, il docu il come approcciare, anche la partita stessa, non solo la fase della tattica. Come ragionare all'interno della partita, come, capire quando è ora di cercare la tattica o di magari gestire la strategia.
no, perché non è un corso strategico ovviamente, però questi 2 componenti, come sottolinea appunto Simone, sono strettamente intrecciati e uno segue l'altro e viceversa, quindi son 2 componenti fondamentali. Quindi, non è un corso scontato, ecco. Questa è la cosa che mi sento più di tutte di sottolineare, perché uno pensa alla tattica, sì, mi fa vedere gli esercizi. No, in realtà no. Ti No, insegna non proprio c'è. assolutamente, no, invece è proprio un vero e proprio insegnamento, possiamo dire dell'arte, no, di, ricercare la tattica proprio, perché comunque è veramente capire l'indicatore, capire la situazione sulla scacchiera, è veramente molto, molto, molto interessan Sviluppare il famoso sesto senso, no? esatto, infatti si parla anche di intuito, di questo aspetto cruciale che spesso, ehm, come dire, lo si può comunque, sviluppare Ma grazie ai pattern che vengono spiegate anche queste cose qui, sul pattern delle posizioni, piuttosto che se veramente è il mondo, cioè è molto, molto approfondito, non tralascia niente. Secondo me, boh, è completissimo e soprattutto mi sento di fare veramente i complimenti a Simone, perché ha un metodo di insegnamento, per me eccezionale, cioè è di una chiarezza e trasparenza, proprio sì, è fantastico veramente. Lo ascolti proprio volentieri e è veramente piacevole seguire le lezioni. E non so se te l'avevo detto, altra cosa che apprezzo tantissimo è il minutaggio dei vari sottocapitoli, perché non sono mai pesanti, per quanto ricchi di sostanza, di concetti molto, molto importanti, che però vengono racchiusi in piccoli sottocapitoli di pochi minuti, 10, 12, 15 in base al gol. Quindi tu in qualsiasi momento della giornata è puoi vero. approfittare dici: "Oh, ho un attimo di pausa pranzo, mi guardo una puntata del corso", no, È vero. non sono quelle cose pesanti che ti devi mettere lì, passarci la notte, se no 2 ore a finire un capitolo, poi sei stanchissimo, no. Invece anche questa è una componente secondo me molto importante nella gestione di un corso e sei stato molto bravo in questo, secondo me. Giovanni, grazie mille No, ma figurati di guarda, questa tua, testimonianza, di questo tuo punto di vista e insomma speriamo che possa essere d'aiuto anche magari a chi si sta chiedendo se questo corso può andare sì guarda, io ti bene. ripeto, io, parlo da principiante e l'unica nota negativa che ho trovato in questo corso è che è uscito adesso. Se fosse uscito qualche mese fa magari avrei qualche punticino in più anch'io. Comunque un po' alla volta, avrò modo di rivedermelo con calma Esatto. e di approfondire. Grande, no, fai un complimento a Simone da parte mia, anche a te ovviamente per il tuo lavoro, perché ovviamente tu sei fondamentale in questa accademia, possiamo dire accademia in tutti i sensi, no, Sì. collaborate hai degli ottimi collaboratori e si vede che si lavora bene. Complimenti a tutte e 2. Grazie, grazie, glielo dirò sicuramente.